Sfida importantissima in chiave salvezza per il Barisardo che affronta il fanalino di coda Quartu 2000. La compagine ogliastrina cerca il bottino pieno sul campo di una squadra che a dispetto della classifica poco lusinghiera è tutt'altro che in disarmo. Si attende solamente il fischio d'inizio che arriva in questo momento, dunque si parte, inizia la sfida tra Quartu 2000 e Barisardo, ma ancora il pallone buono per Melis, cerca il cross, il pallone che arriva a destinazione dalle parti di Raffaele Carta che ha provato la battuta con il sinistro. Dessì, attenzione al pallone in verticale per Meloni, Meloni cerca la battuta in porta e il pallone che termina sull'esterno della rete. Arrivano le indicazioni anche Mister Cannas in panchina, particolarmente preoccupato. La battuta di Dessì va a cercare direttamente la porta, voleva sorprendere Cozza sul primo palo. Arriva ora la battuta di Dessì, il pallone fuori. Ancora Meloni protegge il pallone, cerca lo spazio per il tiro, appoggia all'indietro. Dessì, il pallone salvato miracolosamente ancora una volta, se non abbiamo visto male, da Pistis per il Barisardo. Marci ha controllato con un braccio, allora il calcio di punizione è stato già battuto. C'è spazio sulla sinistra per Pirodi all'interno dell'area, il pallone sul destro, Pirodi si sposta ancora sulla sinistra, prova a calciare, il pallone ribattuto da Delogu in ripiegamento difensivo. Amiri che poi si lancia all'inseguimento del pallone, cerca di metterlo giù, non in maniera felice, poi il contrasto, il pallone buono per Dessì, entra in area Dessì, il pallone sul destro, il grande intervento da parte di Cozza, ma poi la sfera resta lì, Dessì la ribadisce in rete. Il Quartu 2000 in vantaggio al 18° del secondo tempo, la firma è di Christian Dessì. Qui Dessì prova la battuta in porta, non perfetto l'intervento da parte di Cozza, addirittura la traversa a salvare il Barisardo e poi sulla linea di porta Dessì con le mani mette fuori Pistis, altro colpo di testa, Pichiri addomestica il pallone col sinistro, calcia il pallone fuori, non di tantissimo. Arriva il fischio arbitrale, la battuta del calcio di punizione, l'intervento di Cozza con i pugni chiusi ad allontanare il pallone e finisce qui. Allora il Quartu 2000 ottiene una preziosissima vittoria in chiave salvezza, ha battuto il Barisardo per 1-0. Il gol lo ha realizzato Christian Dessì al 18° del secondo tempo.